A terapia c'era la Sapientona, sai, con la mia, no? Ah, sì, sì. C'era due marroni, no? Parlava, c'aveva un medico, no? Ma poi ne parlava, ne parlava con una tale, diciamo, banalità, ignoranza, che tipo... Sì, grazie intanto per gli applausi, San Antonio. Con me qui, e ci tenevo che fossero con me appunto tra i principali attori, amici attori, quindi c'è Luana Morelli che fa la giovane madre in attesa, poi c'è Leda Panaccione, un'amica, anche un'attrice che fa mia moglie nel film, e Valerio Comparelli, quindi la parte, diciamo, il figlio più grande, che il messaggio suo credo in questo cortometraggio sia molto importante, che io faccio a mio figlio, ma in realtà la faccio a tutti i genitori i quali abbiano in famiglia o tra i parenti un caso, diciamo, di disabilità, chiamiamola solo disabilità oppure può avere anche un altro termine, o comunque un problema, non problema. Canta, balla, suona, fai tutto quello che vuoi e puoi. Per me nasce artista, libero e puro. Gioca, divertiti, questo conta. Scoperta, non profezia. Il futuro è adesso, altro non esiste. Eccolo qua. E qual è il problema? Dov'è il problema? Ciao a tutti, ciao. Ecco, un bacio a tutti voi. Ok, grazie ancora.